Applauso all'anagramma, l'aveva già capito. Vabbè, Pizzicato si sa. Con questo anagramma che noi vogliamo presentarvi il prossimo ospite. Certo. No? E Sì, poi sì. dopo già, Alla grande. era così. È alla grande perché calza a pennello. Allora, anagrammiamoci. Ciao Sciarpa. Geniale, plausibile, nonché irriverente. Buongiorno professore, scusi, come mai la gente lo definisce plausibile? Ma perché il Washington risulta sicuramente essere un personaggio non avvelenato dall'omologazione creativa. Anche perché oggi è stato aperto uno scrigno, dentro vi han trovato il mio cranio che non costituiva guadagno, però era il mio cranio e stava dentro lo scrigno. Prendiamo ad esempio un estratto del brano Troppo tardi per la luna, quando il Washington canta: con questo shuttle potrei andare fin su Marte, però non parte, però non parte. Qui si legge chiaro la strenua consapevolezza e conseguentemente accettazione dei propri limiti. È un segnale incoraggiante per una società che soffre da troppo tempo per lo strapotere di questi simulacri di esseri umani che vivono al di sopra di questi limiti. È questo che la gente recepisce come plausibilità. Peter, tutti si fanno una domanda, ma in che cosa crede Peter Washington? Beh, io credo in Dylan McKay. Preferisco avere un atteggiamento di questo tipo a quello proprio invece di Mitch, Pegasus, Topolino, Brandon. Chi sono? Si tratta di personaggi che riflettono questa esigenza di protagonismo, oggi così ben evidente nella vita di tutti i giorni, che non riesco a comprendere né a subirne il fascino. Allora ragazzi, questa sera è qui con noi live direttamente dal suo mondo da Vinovo, Peter Washington. Buonasera a tutti. Peter, intanto grazie per essere venuto con noi qui questa sera. Noi abbiamo avuto la possibilità di far vedere un estratto da questo documentario che avete appena realizzato. Intanto ci vuoi dire con chi l'hai realizzato? Mi preme nominare a questo proposito l'associazione H12 Video, che sono poi coloro che hanno realizzato questo video di cui questo capitolo è parte. Hanno fatto un ottimo lavoro, io ho fatto la mia parte, voi siete stati molto disponibili, quindi siamo contenti del risultato ottenuto alla fine. Senti, ma questo documentario di che cosa parla esattamente? Parla ma di tante cose. Sì, abbastanza varie. Però possiamo dire che è incentrato sulla tua figura, in qualche modo, su quella che è stata un po' fino adesso, diciamo, la tua proposta. Sì, mi faceva un po' paura a dirlo, comunque la realtà è quella lì. E lo diciamo noi, quindi è un documentario su Peter Washington. Certo, sì, confermo. Dove è possibile vederlo per intero, visto che noi stasera abbiamo fatto vedere uno spezzone, dove si può vedere? Uscirà un DVD più avanti, appena sarà possibile saranno informati tutti quanti. Senti, tu credi molto in questo documentario? Assolutamente sì. Quindi possiamo dire che hai fede in questo docu-fiction? In questo documentario sì, decisamente. Ma non certo in gente tipo Brandon, Pegasus, Topolino. No. Senti, allora Peter, noi diciamo dal tuo repertorio abbiamo cercato di adattarci e fare una, insomma, sì, vorremmo suonare live con Peter. Una cosa con te, che è una cosa abbastanza questo Mao tu non lo inusuale. sai, ma è la prima volta che Peter performa live con una band. La prima volta con una band? Per me è un grande onore, sì. In realtà da qualche mese sto provando con una band, il Pigro Procione Meccanico di Legno, facciamo rock psichedelico. Scusa, come si chiama la band che non abbiamo capito? È un nome inglese che tradotto in italiano è Pigro Procione Meccanico di Legno, non l'ho scelto io il nome. Senti, e il pezzo che canterai stasera come si chiama? Ho sbagliato l'indumento. Signore e signori, Peter Washington!
Grazie. Ho sbagliato l'indumento, farò i conti con il vento, devo stare un po' più attento a non sbagliare movimento, avendo errato atteggiamento scaturirà un provvedimento. Non posso essere contento, son caduto sul cemento, non è stato un bell'evento, mi hanno operato al mento, però io non mi lamento e approfittando del momento ho provato divertimento a causa di un esperimento, contemplando il mutamento di uno schermo sempre spento, non curante dello sgomento di chi subirà il tormento. Ho sbagliato l'indumento, farò i conti con il vento, devo stare un po' più attento a non sbagliare movimento, avendo errato atteggiamento scaturirà un provvedimento. E se mi chiedessero di sciogliere ogni nodo, risponderei che c'è sicuramente qualche modo. Se mi dicessero d'usare qualunque modo, risponderei che in ogni caso incontro un nodo. Ho sbagliato l'indumento, farò i conti con il vento. Thank you very much. Finita. Peter Washington! Ma quante ne sa? Cosa avete visto? Cosa avete visto? Grazie Peter. Grazie Tornerai a voi. con noi più tardi per il quiz, mi hanno detto. Volentieri. Sei sì. pronto a sfidare Pizzigallo? No. No. Sì, è un'esperienza assurda, ma io ci tenevo a dire che era la prima volta per Peter con una band, ma era la prima volta per noi con un Peter! Questa mi piace. È vero, tra l'altro, ho trovato un altro Peter con cui abbiamo... A tra poco con